Una domenica mattina qualunque che però a Lentini si trasforma in tragedia. Verso le 11 Sebastiano Palermo, pregiudicato, viene freddato proprio qui davanti casa. Un agguato in stile mafioso a 2 passi dal centro. Siamo nel quartiere San Paolo, qui abitava la vittima che lascia 2 figli. Stava uscendo dal portone di casa quando il killer gli ha puntato la pistola contro. Lo avrebbe colpito sul volto. In paese c'è sgomento e paura. Chi parla non vuole farsi vedere. Io non ero a casa, ero fuori che ho dormito con un mio amico. Ma vedeva il signor Palermo? Qualche volta quando passava. Lo conosceva? Di vista, non avevo tanta confidenza. Ma lei ha visto qualcosa? No, questo è lei, Roma. Io ora mo tutto. Quindi non ha visto nulla? No, 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 no. L'ipotesi del regolamento dei conti sembra essere la più accreditata. Bocche cucite fino ad ora tra gli investigatori. I carabinieri comunque stanno passando al setaccio tutti i contatti dell'uomo. In zona però sembra che non ci siano molte telecamere. Al momento nessuna pista è da escludere. Seviziati e torturati, le autopsie sui corpi martoriati di Kevin ed Emanuel hanno confermato quanto già evidenziato dal medico legale. Sui 2 ragazzi segni evidenti di bruciature e maltrattamenti di ogni genere. Per stabilire le cause esatte della morte, si è sempre parlato di strangolamento o soffocamento, saranno invece necessari esami più approfonditi. Per quanto riguarda i resti della loro mamma, Antonella Salamone, si dovranno attendere l'esame del DNA e tutta una serie di indagini sulle ossa trovate seppellite e bruciate. Emergono sempre nuovi particolari agghiaccianti attorno alla strage di Altavilla, un vero e proprio massacro efferato e spiegabile. A confessare sono stati il marito della donna e padre dei 2 ragazzi, Giovanni Barreca, aiutato dalla figlia 17enne come avrebbe ammesso lei stessa, e da 2 presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Caradente, che li avrebbero convinti a compiere una sorta di esorcismo sui congiunti per liberarli dal demonio. La 17enne sopravvissuta continua dal carcere di Malaspina a chiedere del padre, Giovanni Barreca. Adesso, conclusa l'autopsia sui 2 ragazzi, i loro corpi possono rientrare ad Altavilla, dove per lunedì è stata allestita la camera ardente all'interno del plesso comunale Zucchetto. Da mezzogiorno fino alle 20 è proclamata una giornata di lutto cittadino. Intanto il comune di Altavilla si costituirà a parte civile nel processo, così come annunciato dal sindaco Pino Virga. Sono tutti accusati di omicidio pluriaggravato in concorso, il padre e la figlia anche di occultamento di cadavere. Tentano una rapina in un poliambulatorio, il colpo fallisce ma finisce in rete. Siamo in pieno giorno, 2 uomini hanno appena assalito uno studio di radiologia ad Acicastello, nel Catanese, rubando l'incasso. In queste immagini amatoriali che vi mostriamo si vedono i 2 malviventi intenti a fuggire a bordo di uno scooter. Il passeggero perde l'equilibrio costringendo il complice alla guida a fermarsi. Nel frattempo i 2 vengono raggiunti dal padre del medico rapinato che dopo una breve colluttazione riesce a recuperare la refurtiva. Alcuni passanti assistono alla scena senza intervenire. Qualcuno riprende con il telefonino. Alla fine i 2 rapinatori un po' maldestri si danno alla fuga, mentre l'uomo gli urla. Bastardi! 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 Il video, diventato subito virale sui social, ha fatto esplodere l'indignazione di molti utenti, sgomenti di fronte all'assenza di una reazione dei presenti che potevano fermare i rapinatori. 10 giorni di tempo per approvare il nuovo piano industriale di Asta e completare un percorso di salvataggio dell'azienda regionale, già avviato. Lo ha annunciato l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti Alessandro Aricò, ospite della trasmissione Il Punto. Un piano articolato che non può fare a meno di un passaggio preventivo. Nella cosiddetta finanziaria bis che l'assessorato all'economia sta preparando, infatti, sono già previsti poco meno di 7 milioni di euro per parificare le perdite dell'azienda attualmente in grande difficoltà. Nel frattempo si preparano alle infrastrutture i bandi per il trasporto pubblico locale che riguarderanno tutte le compagnie che operano in Sicilia, sia i privati in concessione che l'AST, alla quale saranno demandate tutte le tratte sociali, quelle appetibili, veramente poco perché a basso traffico e dunque che saranno gestite a carico dei fondi regionali per garantire continuità territoriale. Il costo del nuovo bando varrà comprensivo di AST e delle linee che verranno assegnate ad AST circa 100 milioni di euro l'anno e ci saranno circa 65 milioni di chilometri percorsi, quindi stiamo valutando se poterne fare rispetto agli attuali 62 o 65 milioni o 68 milioni, stiamo cercando di reperire le risorse. All'interno
di questo nuovo programma del trasporto pubblico locale verrà inserito AST con un nuovo piano industriale che stanno in queste giornate collazionando. Non solo salvataggio dell'azienda e affidamento di tratte precise, ma anche garanzie occupazionali per il personale che non verrà abbandonato, come conferma lo stesso assessore rispondendo alla domanda su cosa prevede il piano. Il rilancio dell'azienda con nuovi investimenti e la salvaguardia di tutto il personale attualmente presente all'interno dell'azienda siciliana. 2 settimane dunque, anche se i disagi dureranno un po' più a lungo, visto che per i fondi necessari a normalizzare il servizio bisognerà aspettare la finanziaria bis, ancora in preparazione e che poi dovrà affrontare lo scoglio d'aula. Un post su Facebook per mettere in allerta tutti. Così la questura di Siracusa avvisa del pericolo. Stanno aumentando di ora in ora gli account WhatsApp hackerati. Sono diverse le denunce che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere non solo a Siracusa, ma anche in altre città siciliane in merito al furto del proprio account WhatsApp. La metodologia è quasi sempre identica, la ricezione apparentemente proveniente da uno dei propri contatti sul proprio smartphone di un messaggio del tipo: ciao, ti ho inviato un codice per errore, potresti reinoltrarmelo? È stata una ragazza la prima a denunciare. Stava chattando con le amiche commentando il Festival di Sanremo quando le è arrivato un SMS da una di loro. La richiesta era condividere il codice su WhatsApp, ma in realtà a farla era stato un hacker. Un numero a 6 cifre che consente all'attaccante di appropriarsi del account WhatsApp della vittima. Impossessarsi di quanti più dati possibili è l'obiettivo dell'hacker. Solitamente il prendere possesso dei propri dati personali o magari compiere delle truffe ai danni dei contatti WhatsApp della vittima. L'importante comunque è fare molta attenzione. Prima di rispondere ad un messaggio, accertarsi sempre che il mittente sia quello vero. I fatti e i misteri legati al depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, ne La grande menzogna, il racconto drammaturgico scritto e diretto da Claudio Fava e interpretato da un intenso David Coco. In maniera diretta, asciutta e cruda, dal palco il giudice Borsellino riepiloga con il divertito distacco di chi non c'è più l'infinito groviglio di menzogne che sono state orchestrate dopo la sua morte. Una sorta di accuse da parte di un Borsellino ormai morto, appunto ammazzato, che addita tutti quelli che hanno permesso il più clamoroso depistaggio che la Repubblica Italiana abbia mai subito. Cerca di comunicare tutti quei passaggi che spesso non sono così ben conosciuti, perché probabilmente anche non so se per volontà o per mancanza di coraggio si è voluto fare così, cioè non sono mai stati ben raccontati determinati momenti. Nella sua prima regia, il giornalista ed ex presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia porta al pubblico un grande esempio di teatro sociale che sposa la legalità e che denuncia una realtà che è sì fatta da mafiosi, ma che è alimentata da collusione e silenzi e restituisce al pubblico un prezioso lavoro di svelamento della realtà. Un bambino di marmo bianco rannicchiato in posizione fetale, posizionato al centro del cortile Macheda del Palazzo Reale a Palermo, rivolto verso uno dei luoghi spirituali più importanti al mondo, la Cappella Palatina, simbolo della convivenza tra culture e religioni diverse. Si tratta della celebre opera Look Down, chiaro invito a guardare in basso, realizzata da Iago e voluta a Palermo dalla Fondazione Federico II. La dignità di un essere umano che indica ed è simbolo della fragilità, che raccoglie su se stesso tutta l'umanità e implora una assenza di indifferenza. Mi piace dirlo così. Questa è
la scultura di Iago Lookdown qui a Palazzo Reale, dove il tema dell'umanità è esercitato da secoli. Lo scultore italiano Iago, considerato uno dei più grandi artisti del panorama nazionale e internazionale, si è visibilmente commosso durante lo svelamento dell'opera. Lookdown rimarrà esposta fino al 3 giugno prossimo. Le emozioni, sono travolto. Sto lì che adesso cerco di surfare. No, invece prima ero sommerso da questo fiume in piena e adesso ho tirato la testa fuori, fra un po' mi metterò un po' a riva per riposarmi, poi inizierò a surfare e poi spero di diventare bravo a surfare, perché credo che qui insomma di emozioni ce ne saranno tante, quindi o surfi o ti lasci travolgere. Io sono uno che gli piace surfare. L'opera fornisce uno specchio contemporaneo attraverso il quale i visitatori possono elaborare le sfide dei giorni nostri. Ultimo weekend di festa per il Carnevale di Sciacca, tra i più antichi e suggestivi d'Italia, annoverato tra i carnevali storici dal Ministero per i Beni e Attività Culturali. Ieri sera e oggi le ultime sfilate dei maestosi carri allegorici, unici nel loro genere, dotati di meccanismi che rendono movimenti ed espressioni estremamente naturali. Sono in tutto 6 carri allegorici in gara, realizzati in cartapesta, accompagnati da gruppi mascherati con costumi creati ad arte, musiche originali e copioni teatrali ogni anno diversi. I festeggiamenti erano iniziati martedì, posticipati causa maltempo, alla presenza del sindaco Fabio Termini, che ha accolto Peppe Nappa, la maschera ufficiale del Carnevale di Sciacca, con la cerimonia della consegna delle chiavi della città. Anche quest'anno la manifestazione si svolge sul lungomare di via Salvador Allende in contrada Perriera. Per l'ultima giornata è andato in scena al mattino il Carnevale dei Bambini. Poi nel pomeriggio e in serata le ultime sfilate, sul palco gli spettacoli, le recite e la cerimonia di premiazione dei carri vincitori. Migliaia le persone che anche quest'anno hanno invaso Sciacca per un rito collettivo che si rinnova dalla fine dell'Ottocento e da sempre coinvolge adulti e bambini, in strada tutti con maschere, parrucche e costumi realizzati da sarti o fatti in casa. Una vittoria pesante, importante, chissà, forse quella della svolta. Il Palermo batte il Como 3-0 e dà un segnale fortissimo al campionato. Ehi, guardateci, ci siamo anche noi per la promozione diretta. Un messaggio chiaro. Il Palermo vince, convince, segna, prende molti meno gol rispetto a un mese fa ed esprime anche un bel calcio. Al Barbera ieri è stato così. Dopo la paura per il possibile svantaggio annullato per offside, il Palermo segna con Brunori. Nella ripresa Corini ingabbia il Como e il resto lo fanno Ranocchi e Di Francesco. 3-0 e classifica che sorride sempre più. Lo stadio pieno, tutto quello che ne consegue, dunque la squadra non era sciolta come al solito, però siamo stati dentro, abbiamo tenuto botta, siamo saliti, abbiamo fatto salire il nostro livello, abbiamo fatto per me gli ultimi 20-25 minuti del secondo tempo molto bene, abbiamo fatto un bellissimo gol con Matteo e poi per me con un secondo tempo qualitativo, sia per l'attenzione in fase di non possesso, la qualità nel palleggio, abbiamo legittimato una vittoria che nel computo totale penso sia meritata. Ancora una grande prestazione di Di Mariano, sempre più uomo assist, e poi anche l'altro esterno Di Francesco andato a segno. Tutti quanti ci mettiamo a disposizione, cerchiamo di togliere qualcosa a noi delle volte, cerchiamo di dare un aiuto al compagno, penso questa sia la strada per far sì che poi si possano raggiungere i risultati, ma questo da parte di tutti, penso ai centrocampisti, allo stesso Matteo che si è aiutato tantissimo anche in fase difensiva, a Checco, Di Mariano, tutti quanti, tutti hanno fatto una partita determinata. E il Palermo sabato prossimo è chiamato ad un'altra grande sfida, big match allo Zini contro la Cremonese.